Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Come potete ben vedere ci ritroviamo nuovamente qui, pronti a metterci in sella di questo fantastico 8 cilindri per le strade europee. Allora, ci ritroviamo in Francia. All'interno dello scorso gameplay abbiamo lasciato l'ultimo carico a Reims e sicuramente, o a Metz, non ricordo bene, e sicuramente partiremo da questa bella cittadina per appunto scoprire qualche nuova località europea, ma addirittura intraprendere, quindi continuare il nostro fantastico momento del Fuck You Time. Allora, vedrò appunto di rispondere alle vostre domande, alle quali ancora non ho risposto, inerenti al contesto del secondo gameplay di Euro Truck Simulator 2 del Fuck You Time, e sicuramente incrementeremo nuovamente il nostro guadagno attuale per quanto riguarda la Van Helgen Transport, e magari acquisteremo qualche nuovo camioncione per i nostri nuovi autisti che assumeremo magari più avanti. Quindi abbiamo bisogno di un bel lavoro cospicuo e soprattutto un lavoro abbastanza lungo per rispondere alle più svariate domande. Allora, da Reims partono, vediamo un pochettino, diversi, come dire, diversi carichi per l'intera zona europea, pomodori addirittura, ghiaia, scavatrice, però a quanto pare il tragitto più lungo, vediamo un pochettino. Allora, c'è un bel Digger 500, 148 km, ma addirittura delle arance proprio nei pressi di Cambridge. Nuovamente ragazzi, in Inghilterra lo rifaremo un bel viaggio appunto verso la grande isola appunto a nord. Vedremo un pochettino quanto ce li pagano, ben 12.000 euro, appunto 26,58 euro per chilometro, mentre il Digger 500 448 km. Però vedendo che appunto l'azienda si ritrova un pochettino fuori città, forse potremmo intraprendere questa bella bandierina verde. Sì ragazzi, per adesso basta con l'Inghilterra, altrimenti andremo a distruggere il nostro camioncione, perché come al solito sbagliamo sempre corsia. Mentre un Digger 500, questo bel scavatore da Reims fino a Zurigo, potrebbe andare abbastanza bene. Segnaliamolo appunto nel nostro GPS. È piena notte ragazzi, sono circa l'una di notte. Sentiamo appunto il rombo del nostro fantastico motorone 8 cilindri. Benissimo, vediamo di uscire direttamente dal nostro parcheggio. Attenzione a non danneggiare nulla. Calma, calma, meno male che abbiamo lo specchietto principale qui davanti. Ok, abbiamo messo un pochettino le mani nel nostro navigatore e siamo pronti quindi a uscire direttamente da questa bella cittadina francese. Si scende verso sotto ragazzi, proprio verso la nostra cara e amata Italia. Attenzione, oh, passa amico mio, perfetto. Oh, calma, calma, questi dannati taxi a luna di notte che continuano a girare qui appunto come se fosse una cittadina proprio popolatissima. Ok, procediamo. Allora, sesta marcia, abbiamo abbastanza carburante appunto nel nostro serbatoio principale e sicuramente possiamo fare quello che vogliamo. Allora attenzione, vediamo di procedere verso il nostro obiettivo principale, quindi verso la Svizzera ragazzi. Diamo un'occhiata veramente al nostro contatore principale di chilometri. Allora vediamo un pochettino, l'obiettivo principale è da questa parte. Adesso non abbiamo merci da trasportare, però ci aspetta il nostro carico probabilmente più avanti. Ok, allora continuiamo. Bene ragazzi, io direi adesso di incominciare immediatamente, perché mi piace davvero molto questa storia del Fuck You Time. Ho visto che vi è piaciuta molto anche a voi. Scusami amico mio, fammi passare che una certa fretta, abbiamo un trasporto importante da portare a termine, quindi fai a farti appunto gli affari tuoi. Benissimo, allora vediamo di iniziare immediatamente ragazzi con qualche bella domandina. Intanto tra poco dobbiamo girare, comunque sicuramente dobbiamo arrivare al nostro obiettivo. Allora rispondiamo alla prima domanda. Attenzione, fari spenti. Oh, mi dispiace, lo dimentico anch'io ragazzi, quando appunto mi siedo nella mia autovettura, di accendere i fari. Me lo ricorderò appunto da questa da questa bella multa di 150 euro. Va bene, allora vediamo di entrare su questo bel tornantone, qualche bella marcia di trazione, forza avanti, spingiamo amico mio che ce la facciamo, grandi. Allora vediamo di dare precedenza al nostro amico, però intanto prima di dare la precedenza vediamo di dare un'occhiata a una bella domandina. Allora Gabriele Zanella, allora non farai video su Terra? So che non è famosissimo come gioco ma merita tanto, è simile a World of Warcraft, sempre se conosci questo. Bene, intraprendiamo questa bella discussione ragazzi. Intanto vediamo di partire. Farai dei gameplay su Terra? Non credo che farò gameplay su Terra, perché ovviamente l'ho giocato, però non mi piace molto come gioco appartenente a quel genere. Ho giocato a World of Warcraft circa 2-3 anni fa, giocavo ovviamente all'interno del server ufficiale appunto italiano di World of Warcraft, ed era un gioco che davvero mi piaceva tantissimo e sicuramente lo conosco tutte le sue sfaccendature, e proprio per questo motivo mi piace più quel genere che appunto più quel game piuttosto che Terra. Comunque non credo che farò dei veri e propri gameplay su questo secondo gioco che appunto ti ho detto, ovvero Terra, proprio perché non mi piace molto come è strutturato il combattimento. A me come dire piace un po' più il sistema di combattimento che
ambientato su World of Warcraft. Oh, maledizione, meno male che abbiamo i nostri freni in ceramica presi appunto a Maranello, benissimo. E appunto, come ti ho detto, non mi piace molto il sistema di combattimento inerente a terra, preferisco più il sistema di combattimento che troviamo su World of Warcraft, più strategia, più tattica, tante abilità, tante possibilità in più, un mondo molto più vasto, quindi preferisco più World of Warcraft che Terra, e comunque quindi non credo che farò gameplay né dell'uno né dell'altro, perché è un gioco che mi piace esclusivamente giocarlo piuttosto che fare dei gameplay molto accurati. Intanto vediamo un po', il nostro grande Digger 500 è pronto, amici miei, caricatelo sulle nostre spalle da lavoro, accettiamo il nostro carico per 16.000 euro, mamma mia, il semirimorchio è pronto, perfetto, e vediamo un po', accendiamo il nostro motorone. Prima di intraprendere un'altra bella domanda, ragazzi, mi dispiace ma devo prima attaccarmi a questo bel Digger 500 che abbiamo di dietro. Olè, perfetto. Allora, vediamo di spostarci indietro, benissimo, benissimo, a tutta manetta, vediamo un pochettino se abbiamo un bell'angolo di sterzo, eccolo, eccolo, vediamo di andare un pochettino avanti, nelle manovre di parcheggio siamo un pochettino pessimi, avanti, benissimo, vediamo quello che possiamo combinare. Ok, andiamo, il nostro camion, ragazzi, è nel pieno della vita, non ha neanche 2000 km ed è una cosa fantastica questo motore. Ok, eccoci pronti per partire, 7 ore da adesso, ragazzi, e vediamo di intraprendere un'altra bella domandona. Allora, vediamo un pochettino. Allora, Salvo Gabriele Schiera mi dice appunto che computer hai, appunto questa domanda l'ho affrontata nel gameplay precedente, però se tu non l'avessi visto te lo riassumo in qualche piccola frase. Io ho un computer assemblato, ovvero l'ho assemblato io stesso, ho un Intel Core i5 2500, una scheda video Asus GTX 580, due banchi di RAM 4 GB per un totale di 8 GB, Corsair della il modello Vengeance 1600 MHz. E invece per quanto riguarda l'alimentatore ho un Thermaltake 875 watt. Queste domande, ragazzi, ovviamente vale anche per tutti gli altri che hanno fatto la stessa domanda per quanto riguarda il computer. 875 watt, un ottimo alimentatore, ottimo compromesso qualità-prezzo, e un case Spacecraft Thermaltake Wi-Fi, non credo che appunto lo producano più, comunque anche un buon case, ottimo raffreddamento, fatto in alluminio e quindi sicuramente ottima qualità. Maledizione, ragazzo mio, stai attenta a quello che combini. Vediamo di passarlo appunto dall'altra parte. Bene, allora vediamo di continuare. Allora, diamo un'occhiata, vediamo di procedere intanto, ragazzi, in piena notte, appunto luna di notte, qualche maledetto, vediamo di passarlo in accelerazione. Eccolo qua, questo dannato. Ok, allora vediamo un pochettino. Un altro ragazzone, vediamo un pochettino, Christian Tripaldelli. Edward, perché non fai alcuni video su Payday 2? Ovviamente ho visto il genere del gioco. Payday 2 è un gioco appunto inerente all'ambito delle rapine, come dire, un ambito molto interessante, però non è un gioco che mi piace molto, perché sicuramente non rispecchia quello che appunto vorrei direttamente da un gioco del genere. Quindi ho visto appunto diversi gameplay come è fatto il gioco, però non credo che appunto farò gameplay su questo gioco, perché proprio non mi piace il genere. Preferisco molto più un genere come GTA, per esempio, per quanto riguarda l'ambito criminale, però quel gioco proprio incentrato solo sulle rapine non è appunto il mio forte. Vediamo di tentare un sorpasso, ragazzi, in curva, che ne dite? Dietro questo camioncione tra meri, attenzione a non prendere un altro bel camioncione di faccia però, ok, cerchiamo di stare attenti. Allora, Dmitry Yukoyenko, spero di averlo pronunciato giusto. Eddie, scusa, cosa ne pensi di Need for Speed? Vorrei sapere se farai gameplay su Need for Speed Rivals. Cosa ne penso di Need for Speed? Beh, Need for Speed è stato uno dei miei primi giochi per PlayStation 2, credo. Ho comprato Need for Speed Carbon proprio nel momento in cui è uscito, quindi mi piaceva davvero molto la saga, ma poi pian piano sono andato a non giocare più a questo genere di giochi molto arcade come Need for Speed. Mi sono fermato, mi sembra, a Most Wanted, poi gli altri ovviamente non li ho giocati più, perché sicuramente mi sono interessato a altri giochi di auto molto più interessanti. Ho ritenuto più opportuno giocare ad altri giochi come per esempio attenzione, intanto vediamo il sorpasso in 11ª marcia, vediamo se con la 10ª possiamo fare qualcosa di più interessante. Salgono i giri del motore, attenzione che se ritroviamo un bel camioncione davanti crepiamo, ragazzi. Benissimo, ce l'abbiamo fatta, ottimo sorpasso, e quindi, come ti ho detto, preferisco più per adesso basarmi su altri giochi di macchine, come per esempio Formula 1 2013. Ovviamente so che è tutto un altro genere, però preferisco più quest'ambito, come dire, di pista piuttosto che gare clandestine per le strade. Comunque ti posso dire che ho giocato a dei Need for Speed passati, come ti ho detto Carbon, la serie appunto Underground, quelli mi sono piaciuti tantissimo, sicuramente avrei voglia di rigiocarli. Comunque abbiamo anche 453 Alex, ti piace Call of Duty? Se sì, cosa ne pensi di Call of Duty Ghost? Bene, affrontiamo questa
quest'ambito Call of Duty, ragazzi, che anche se non rispondo a tutte le domande potrebbero esserci delle domande uguali anche inerenti a quest'ambito. Freni in ceramica acquistati direttamente a Monza, benissimo, alla grande. Allora, mi piace Call of Duty? Per quanto riguarda i nuovi Call of Duty proprio non mi piacciono appunto i nuovi Call of Duty, preferisco appunto altri generi, altri giochi sparatutto come per esempio Battlefield 4, Battlefield 3. Questi nuovi Call of Duty appunto non rispondono più alle mie esigenze di videogiocatore per quanto riguarda l'ambito appunto sparatutto, e quindi preferisco un gioco un pochettino più strategico con l'utilizzo di veicoli come per esempio Battlefield 4. Giocavo ai vecchi Call of Duty per quanto riguarda appunto se non sbaglio appunto i vecchi appunto Call of Duty che riguardavano la seconda guerra mondiale, come per esempio Call of Duty War at War, se non sbaglio. Quelli erano davvero fantastici, ambientati nel Pacifico. Credo che c'erano appunto delle saghe correlate come per esempio Pacific Assault, Airborne. Quelli erano ovviamente i giochi della serie che mi piacevano davvero tanto, quando poi ovviamente la saga si è andata ad evolvere per quanto riguarda i nuovi Call of Duty come per esempio Modern Warfare 3, Call of Duty Ghost, quelli sono stati dei Call of Duty che ovviamente non mi sono più piaciuti per quanto riguarda l'ambito di combattimento. L'unico Call of Duty che mi è piaciuto davvero molto rispetto a quelli passati è stato Call of Duty Black Ops 1. Appunto il Call of Duty Black Ops 1 è stato uno dei miei preferiti all'epoca, quando ancora non disponevo del PC, avevo esclusivamente la PlayStation 3. Comunque era un gioco davvero molto interessante perché era proprio quel gioco dove si poteva fare qualsiasi cosa a livello quindi di combattimento. Era una sorta di novità per quell'epoca, non si era ancora visto un gioco del genere rispetto ovviamente a quelli passati per quanto riguarda la mia opinione, ma poi più avanti ho visto che si ripeteva come dire quasi lo stesso sistema di combattimento, e ho cercato qualcosa di diverso come per esempio Battlefield, quindi solo questo. Allora, per quanto riguarda un'altra bella domandina, Danni di Girolamo: Edward, che PC usi, ovviamente quanta RAM e che scheda video? Ovviamente te l'ho già citati all'interno della scorsa domanda. Vediamo un pochettino qualche altra domandina. Allora, vediamo un po'. Edward, io ho Euro Truck Simulator 2 per quanto riguarda Mommy Dot, ok, ho l'ultima versione del gioco ma il gioco si blocca e va a scatti, che cosa posso fare? Ah, dimenticavo, ragazzi, come al solito mi sono sempre dimenticato di aggiornare la mia versione di Euro Truck Simulator 2, e mi sa che la prossima volta dovrò puntarmi una bella sveglia proprio nel telefono per ricordarmi appunto di aggiornare la versione. Purtroppo ancora non l'ho aggiornata perché sicuramente non me lo sono ricordato, però cercherò di farlo al più presto, e quindi vedrò se appunto avrò gli stessi problemi che hai avuto tu, magari ti dirò come appunto potrai risolvere. Quindi per adesso ancora non sono riuscito ad effettuare questo aggiornamento. Allora, vediamo invece qualche altra bella domandina, stiamo uscendo un pochettino fuori pista. Allora, John lo spettinato, allora farai un video di Stronghold? Allora, non credo che farò gameplay di Stronghold appunto nei prossimi giorni, perché Stronghold è un gioco che mi è piaciuto davvero molto, soprattutto in passato. Per quanto riguarda questo gioco, non credo che per adesso farò dei gameplay perché ho appunto altre idee per quanto riguarda gameplay. Andiamocene. Mamma mia, siamo riusciti a intrufolarci proprio in mezzo a due strade ben strette. Vediamo se possiamo tentare magari un altro sorpasso all'esterno. 80 km/h, avanti che ce la facciamo, introduciamoci. Benissimo, ok. Appunto, come ti dicevo, Stronghold è stato uno dei miei primi giochi strategici in passato, davvero tanti anni fa, però non credo che farò appunto un gameplay su questo gioco perché in questi ultimi tempi mi sono concentrato appunto su altro, e ho intenzione appunto di proporvi nuovi titoli per quanto riguarda appunto i prossimi mesi. Vediamo un pochettino qualche altra bella domandina. Allora, ecco qua, questa domanda sembra abbastanza interessante. Lancia Capretti: come mai usi sempre la bandiera olandese? Allora, questa ovviamente è una domanda che si lega principalmente al mio nome, ovviamente Edward Van Helgen, quello che avete ben potuto vedere. Sicuramente vi ho spiegato l'origine del nome Edward, però sicuramente non vi ho spiegato l'origine del nome Van Helgen. Esso proviene direttamente da una delle prime avventure grafiche che ho giocato, è una delle mie preferite, oltre a Runway e Road Adventure, ovvero Monkey Island. Lì vi era un pirata che era così bizzarro, e mi è piaciuta appunto la sfida di Banjo che si è fatta appunto su Monkey Island 3 con il nostro protagonista, ovviamente questo Edward Van Helgen, come dire il gentiluomo olandese. E appunto per raffigurare appunto la sua origine ho sempre interpretato la bandiera olandese come appunto suo principale carattere di appartenenza, perché appunto a Monkey Island 3 in quei Caraibi sperduti tutti erano ovviamente di una località sconosciuta, mentre lui era l'unico che si identificava con questa bandiera, e quindi solo per questo appunto utilizzo questa bandiera anche per esempio nei gameplay di Formula 1, nei gameplay dove richiede una nazionalità particolare, un profilo di gioco, quindi solo per questo. Vediamo un pochettino.
Diamo un'occhiata. Gianluca Giannone, ciao Ed, come va? Senti, ti volevo chiedere come farai mai un live su YouTube? Probabilmente lo farò, ragazzi, era un'idea che mi è venuta appunto parecchi mesi fa, non ho ancora capito come farla, però mi piacerebbe davvero molto fare un gameplay del genere, però sicuramente in qualcosa di diverso, come per esempio dei gameplay di Dota 2, addirittura giochi del genere, giochi dove c'è, come dire, un po' più di adrenalina, e il vostro commento potrebbe essere, come dire, immediato, in modo tale da vivere nello stesso momento un'emozione del genere, ovvero una partita ad alto potenziale di adrenalina. Allora, vediamo un pochettino qualche altra bella domanda. Michele Ditto, Edward, sai che gioco è? Attenzione, Imperium e le grandi battaglie di Roma, oppure la guerra gallica, sono belli. Mi chiedevo se vorresti giocare a grandi battaglie, oppure se puoi fare un gameplay campagna galliche molto coinvolgente. No, comunque non ho mai sentito questo gioco, probabilmente l'ho sentito tanto tempo fa, Imperium e le grandi battaglie di Roma, però non credo che farò un gameplay di questo genere, perché per adesso sono molto preso dalla campagna Rome 2 Total War, che sta diventando ogni giorno, come dire, sempre più intrigante, sempre più interessante, e gli avversari proprio sono appunto si ritrovano appunto a portata di vista, e quindi davvero mi sta interessando molto questo gestionale, e quindi per adesso non credo che mi lancerò su altri giochi strategici, a differenza di Rome 2 Total War. Comunque poi più avanti magari vedremo se ne uscirà qualche altro nuovo. Allora, The Jumfrey 99, su Battlefield 3 o Battlefield 4 usi sempre il joystick? No, su Battlefield 3 o Battlefield 4 utilizzo la tastiera, ma per quanto riguarda il joystick lo utilizzo solo per guidare velivoli, elicotteri e roba del genere, perché è più semplice. Ovviamente Mark Wynn aveva sempre presentato la sua domanda, per te è meglio Call of Duty o Battlefield? Infatti io già l'avevo notata, ecco perché ho risposto a questa domanda già in precedenza, quindi ti ho detto che appunto preferisco Battlefield 4, perché appunto in questi ultimi tempi ho cercato qualcosa di diverso da Call of Duty, perché da Black Ops in poi non ho trovato più lo stesso divertimento negli altri Call of Duty, e quindi ho cercato qualcosa di diverso che appunto mi desse qualcosa di differente. Mentre per quanto riguarda vediamo un po' qualche... Attenzione! Oh, mamma mia, rallentiamo che con il freno motore mettiamo qualche marcia in meno. Benissimo, allora vediamo qualche altra bella domandina. Ciao Ed, io ho apprezzato molto questo Fuck You Time, per favore continua questa esperienza, inoltre sarebbe una bella idea fare il video con l'argomento fumetti e manga. A proposito, in questi giorni proprio mi sono dedicato alla lettura di questi fantastici manga e anche fumetti, che davvero non ne ho quasi più di quanti ne sto leggendo. Comunque sì, mi hai dato una bella idea, forse appunto magari nei prossimi gameplay di Euro Truck Simulator o qualche altro gameplay ci getteremo appunto in questo argomento, che è appunto molto interessante. Sì, sicuramente appunto ti rispondo che lo farò una cosa del genere. In che città vivi di Super Mario Bros? Questa è una domanda a cui ho risposto in passato, appunto vivo nelle vicinanze della cittadina di Milazzo, appunto in Sicilia. Per Super Mario Bros, sempre, perché non fai qualche video su Battlefield 3 con 2 o 3 amici? Battlefield in gruppo è spettacolare. Infatti Battlefield 3 o Battlefield 4 mi hai detto? Vediamo un pochettino. Battlefield in generale, credo. Sì, Battlefield in generale. Per quanto riguarda Battlefield, ragazzi, continuate a inviarmi le vostre richieste di amicizia su Origin, perché appunto voglio fare delle partite ovviamente insieme a voi, magari vediamo un pochettino dove possiamo organizzarci, però continuate a inviare le vostre richieste. Nel momento in cui appunto io le vedrò di accettarle, e appunto se non l'ho accettata ancora, perché sicuramente non l'ho vista, oppure appunto l'ho dimenticato, scrivetemi appunto nei commenti il vostro nome, quindi di Origin, mi raccomando. Anzi, facciamo così, nel momento in cui volete essere aggiunti, scrivetemi appunto qui nei commenti il vostro nome, il vostro ID Origin, il vostro nome sul Battlelog, qualcosa del genere, in modo tale che io vi aggiungo direttamente, senza perdere tempo ovviamente a vedere un pochettino tutte le richieste di amicizia. Cerco direttamente il vostro nome e lo aggiungo. Facciamo appunto così, che potrebbe essere anche più facile. Ok, perfetto. Oh, attenzione, abbiamo dovuto utilizzare addirittura il freno a mano. Bene che siamo molto vicino alla nostra bella cittadina. Ok, allora continuiamo a procedere. Altra bella domandina: mi consigli SimCity 2013? Attenzione, credo che tu ti stia riferendo al SimCity, ovviamente, che è uscito qualche mese fa. Sì, ovviamente, perché quello non ha un particolare numero come quelli passati, però guarda, se tu preferi, se ti piace ovviamente il genere, ovviamente SimCity, genere gestionale, ti dà grandi possibilità di, come dire, di spaziare con la fantasia nella costruzione di città mega galattiche. Ho visto che sono uscite anche diverse espansioni. Compralo tranquillamente, perché è un gioco molto bello. Sicuramente è un gioco che ti potrà dare tante soddisfazioni all'inizio, cioè quando tu inizi a creare una città è molto più divertente che quando la vedi ovviamente completa, perché quando una città diventa sei riuscita a completarla, non c'è più nessun obiettivo, tranne quei particolari obiettivi, gli achievements, obiettivi storici che puoi completare, però non sono molto divertenti. Cioè, a mio
mio parere è molto più interessante iniziare a sollevare, a creare un impero dal basso, che poi quando già è realizzato, perché le entrate ormai sono di casa, quando ormai è realizzata la città, quindi te lo consiglio. Però vedi che io ho trovato molto divertimento soprattutto quando la città inizia e magari la porti avanti, ma quando ormai la città è già realizzata, è realizzato la grande opera, è realizzato tutto, ovviamente non c'è più una grande come dire, un grande divertimento come vi era appunto all'inizio. Mi piacerebbe, ragazzi, appunto, prendiamo questo argomento, che ci fosse magari più avanti nei prossimi anni qualche gioco che abbia, non so, le caratteristiche di Tropico 4, Tropico 3, quel genere lì, miste a quelle di SimCity. Sarebbe davvero una cosa fantastica, ovvero le elezioni, l'ambito dei partiti, roba del genere, quindi modificare magari il sistema costituzionale del proprio paese, accompagnato anche dalla possibilità di creare qualsiasi nucleo cittadino come appunto si vuole. Potrebbe essere davvero un'ottima idea per un gioco del genere, magari sviluppato molto più avanti. Magari fatemi sapere la vostra opinione. Allora, intanto vediamo di trovare qualche altra bella domandina. Stocks qui davanti a noi. Ok, mi sa che abbiamo finito il foglio. Vediamo di girare un attimino, vediamo quello che troviamo. Ok, allora vediamo un poco, visto che hai provato sia l'Xbox One di David Zanna sia la PlayStation 4, quale ti sembra la migliore? Sei un grande, continua così. Allora, questa è anche un'altra bella domandina. Eccoci, ragazzi, scusate un attimino, ma a quanto pare mi sono dovuto fermare un attimo, qui addirittura suonano sempre dannati telefoni, vediamo di riprenderci nuovamente la nostra strada. Allora, come vi ho detto, appunto, come appunto ho affrontato questo argomento in passato, no, mi sembra di non averlo mai affrontato. Per quanto riguarda PlayStation 4 e Xbox One, le ho provate entrambe. Come dire, sono delle console davvero molto valide a livello strutturale, a livello di grafica, a livello di gameplay. Si vede davvero la differenza con le vecchie console, sono molto più prestazionali. Però per quanto riguarda il livello, io ovviamente acquistare una, acquistare l'altra non fa grande differenza. Sono un appassionato della Sony come della Microsoft, non ci sono grossi problemi. Però io sceglierei a livello proprio di registrazione e gameplay l'Xbox One, perché mi ricordo che con la PlayStation, con le passate PlayStation c'era appunto qualche problemino nella registrazione, non vi era appunto la massima qualità, o almeno questa è l'impressione che ho avuto io per quanto riguarda questa fascia. Quindi io, per quanto riguarda l'ambito strutturale, io te le consiglio entrambe, però per quanto riguarda l'ambito registrazione da console, per me l'Xbox è un tantino superiore. Però questa è solo una mia opinione, poi magari puoi confrontare la mia opinione con le altre. Comunque vediamo un pochettino. Allora, Matteo Erceband, ma rallentiamo, ragazzi, che qui andiamo appunto a distruggere qualche dannata paradia. Allora, hai mai letto fumetti di Sergio Bonelli come Zagor, Tex, il comandante Mark? Se sì, cosa ne pensi? Se no ti ho dato ti do il consiglio, che sono bellissimi. Sei un grande, uno dei migliori youtuber italiani che conosca. Ti seguo da Shogun 2. Grazie, amico mio. Sicuramente non ho letto mai nessun fumetto appunto del genere. Forse ho sentito nominare Tex, sì, appunto qualcosa del genere inerente al contesto appunto del West. Comunque grazie, magari vedrò di controllare questi fumetti per vedere un pochettino di che cosa parlano, di che cosa trattano, per magari affrontarli in un futuro ambito. Intanto, Valerio Crispini, qual è il tuo sport preferito? Chi tifi? Grande Edward, continua così. Bene, di sport preferito, proprio ambito sport, non è che ho grandi preferenze, cioè una volta, quando appunto ero molto piccolo, mi piaceva giocare a calcio proprio con gli amici, però proprio giocare a livello agonistico non è mai stata appunto la mia passione. Tanto tempo fa, sto parlando per tutti gli appassionati di calcio, adesso io proprio non capisco quasi più nulla di questo sport, però proprio quando ancora io giocavo e avevo ancora, mi ricordo l'album Fumetti Panini, roba del genere, mi piaceva molto l'Inter quando ancora giocavano, vediamo un pochettino, c'era ancora Cambiasso, mi sembra, giocavano ancora, parlo ovviamente di tutti gli appassionati di calcio, ragazzi, non so se tutti quanti siete appassionati, comunque quando ancora giocavano appunto in attacco Ronaldo, tutta questa gente qui, come dire, molto prestazionali, ancora vi era per esempio al Milan Dida, Rui Costa, Costa Curta, tutta questa gente, come dire, un pochettino vecchia, non mi ricordo se era il 2006, 2004, come vi dico appunto, non mi ricordo quasi più niente. Comunque mi ricordo la coppia d'attacco Ronaldo, appunto, mi sembra vi era Recoba, roba del genere. Comunque mi è sempre piaciuto l'Inter da quando appunto giocavo, ma adesso davvero non lo seguo più, proprio non mi interessa appunto più
questo sport, però davvero uno dei miei sport preferiti potrebbe essere anche il basket, perché davvero seguo diverse partite anche in diretta quando appunto giocano le diverse squadre. Infatti io non so ragazzi la vostra opinione, ma io ho giocato per tanto tempo a NBA 2K13, infatti mi sembra di aver letto una domanda di qualcuno cosa ne pensi di NBA 2K14. Ecco, mi dispiace che non ricordo il tuo nome, però io ho giocato tantissimo a NBA 2K13, ho fatto tantissime stagioni perché il basket davvero mi piace molto. Ti dico che la mia squadra preferita erano i Memphis Grizzlies, appunto una piccola nota, un piccolo dettaglio, maledizione a questo limite di velocità, eccolo qui, vediamo di rispettarlo, perché è importantissimo rispettare i limiti ragazzi, e quindi io avevo, ancora ce l'ho, NBA 2K13 sulla PlayStation 3, ci ho giocato tanto anche con questa bella squadra, davvero mi piace molto l'ambito del basket, anche NBA 2K14, però ancora, cioè non l'ho acquistato per PlayStation 4, scusate, per Xbox 360 o PlayStation 3, perché ancora costava un pochino molto, però per PC non l'ho mai provato, magari costa anche meno, non mi sono mai informato. Comunque ragazzi potrebbe essere anche una bella idea iniziare un bel campionato magari su un gioco di basket, qualcosa del genere, quindi perché anche un po' di sport ci vorrebbe come appunto gioco fondamentale per questo ambito. Ovviamente muoversi fa bene alla salute e anche un bel gioco inerente allo sport, uno sport che mi piace come il basket. Mi farebbe piacere, scusa amico mio, c'è il numero dell'assicurazione dietro nella targa, te lo prendi tranquillo e mi mandi una bella letterina. Quindi ragazzi magari fatemi sapere la vostra opinione, questa è un'idea che appunto mi è arrivata appena adesso. Scusami amico mio, fammi passare, ho fretta, che se non arrivo in tempo quei dannati appunto mi bucano le ruote. Ok, attenzione, appunto ragazzi fatemi sapere la vostra opinione, magari io ovviamente non so, attenzione abbiamo distrutto il digger, eccolo qui, non so la vostra opinione sui giochi di sport, però ovviamente io vi dico definitivamente che appunto il basket è uno sport che mi piace abbastanza e potrebbe essere anche una bella idea far qualche gameplay inerente al contesto di NBA 2K13, 2K14, appunto quello che appunto ritrovo più opportuno. Quindi magari fatemi sapere la vostra opinione sul gioco di sport, giochi di sport come ovviamente maledizione, proprio ci stanno multando ragazzi come non ho mai fatto, maledizione, giochi di sport come il calcio ovviamente non ne provo da tantissimo tempo, però magari fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda quest'ambito che potrebbe essere davvero interessante. Ok, attenzione, vediamo di riprendere qualche bella domanda perché abbiamo perso un pochettino la cognizione del tempo parlando di basket e calcio. Che PC di Leonardo Godino, che PC portatile mi consigli? Sei un grande. Che PC ti consiglio per quanto riguarda il portatile? Allora, se hai bisogno di lavorare con il portatile, ti consiglio un portatile un pochettino più economico, quindi ci sono tantissimi portatili della Asus, questi già come dire preassemblati, che non creano particolari problemi, cioè a livello di grafica, perché per lavorare, mentre se hai bisogno di giocare ci sono dei PC molto prestazionali che si chiamano Alienware. Se non li conosci dai un'occhiata, ci sono tanti PC portatili del genere, hanno addirittura, se non sapessi che cos'è, maledizione, vediamo di salire, un attimino di calo di FPS, appunto il nostro motore è anche calato di giri, si è quasi spento, prima vediamo se possiamo mettere il nostro motorone diesel, si è ormai riscaldato e quindi sicuramente possiamo procedere avanti. Ok, come ti ho detto appunto ci sono questi PC questi notebook dell'Alienware che sono davvero molto prestazionali, hanno anche il raffreddamento a liquido alcuni all'interno, quindi ti posso far capire la grande prestazione interna che hanno questi PC, molto sicuri. Io mi sono trovato bene perché ho delle persone, degli amici che appunto hanno provato questa marca ed è molto tranquilla, molto prestazionale. Visto che ha David Zanna, visto che ha Xbox 360 su Xbox Live, se sì come ti chiami? Ecco, questa è una domanda che ho notato anche quando giocavo ad Assassin's Creed GTA. Io non mi sono mai collegato online con l'Xbox ragazzi, perché non ho dei giochi molto divertenti a livello di multiplayer. GTA 5 potrebbe essere divertente ma fino a un certo punto, non è il genere di gioco che voglio giocare in multiplayer, non è un gioco su cui si basa il multiplayer come Battlefield per esempio, o addirittura un gioco di per esempio, non lo so, qualche altro gioco del genere. Per esempio adesso mi viene in mente mi vengono in mente giochi di calcio, però sicuramente i giochi di calcio vanno giocati anche in single player. Comunque io non ho un account Xbox Live proprio perché non ritengo opportuno con i giochi che ho per adesso di giocare in multiplayer, quindi per adesso appunto non ho un account del genere, quindi non ti posso dire il nome. Per quanto riguarda qualche altra bella domandina, mi puoi salutare Rixer? Ciao amico mio, ti faccio un bel saluto, auguroni. LOL 123700, attenzione, attenzione, una bella curva. Ti piace Minecraft? Fuck you time. Minecraft è un gioco che ho iniziato a giocare tanto tempo fa, proprio quando
quando ho messo appunto le mani al PC, ma non è un gioco che mi piace perché non mi piace quel genere appunto di sopravvivenza in quel modo lì, ovviamente con quel genere grafico, non è un gioco che mi piace. Ho visto che adesso è uscito un gioco che si chiama Rust, che è simile a Minecraft, però quel genere di sopravvivenza in quel modo non mi piace proprio completamente. Vediamo un pochettino il tuo gruppo musicale preferito, e qui ragazzi potremmo entrare in un ambito, perché io per la musica ovviamente, suonando 2 strumenti, anche 3 strumenti, io sono davvero molto appassionato di musica. Comunque il mio gruppo musicale preferito è un gruppo hard rock, sì, degli anni 80, anni 90, anche anni 70, così, che sono appunto i Van Halen. Mi piacciono davvero molto, fanno musica davvero molto interessante, appunto io mi diletto a suonare anche le loro canzoni, e quindi è il mio gruppo musicale preferito. Però per quanto riguarda il gruppo, per quanto riguarda invece cantanti singoli, Phil Collins appunto è uno dei miei cantanti preferiti. Non so se conoscete appunto la loro musica, però è davvero molto interessante, davvero molto, davvero dà emozioni davvero molto forti. Edward, vediamo un pochettino, ti piacciono i Linkin Park? Non tanto, ho ascoltato la loro musica ma non mi piace, io adoro più la musica un pochettino passata, e dove vi siano anche molti strumenti, cioè non molti strumenti, dove vi sia un genere molto più spinto. Ti ho fatto appunto l'esempio dei Van Halen, appunto ti ho fatto capire che genere mi piace. Però vediamo un pochettino, Bella Edili, dove sei? Di Mattia Dardì, ovviamente te l'ho citato, amico mio, quindi sempre della Sicilia, parte nord. Ti piacciono gli AC/DC? Anche loro mi piacciono, amico mio, di Giacomo Garbin. Scusa, non so se l'ho letto giusto con l'accento, però mi piacciono davvero molto, so fare anche diverse canzoni di loro. Ovviamente possiamo andare davvero dalle canzoni più semplici a quelle più complesse, però sono davvero molto ma molto belli. Sì, mi piacciono tantissime canzoni di loro. Per quanto riguarda Daniele Schizzari, sono nuovo nel tuo canale, mi sta colpendo la serie di Assassin's Creed Black Flag, non è che faresti più video per Assassin's Creed? Sì, ovviamente la continuo la saga di Assassin's Creed, mi piace tantissimo, cioè una delle saghe preferite, cioè non so, un gioco così splendido non l'ho quasi mai giocato, cioè è davvero molto interessante, forse non ai livelli dei vecchi Tomb Raider, Indiana Jones, a livello di enigmi, però davvero molto bello. Giovanna Tarallo, di gran bel video, ti volevo chiedere se farai vlog su come va il canale, potresti fare degli speciali quando raggiungiamo iscritti tipo 30.000, poi continui SimCity. Allora, per quanto riguarda questa domanda, non credo che per adesso farò un vlog, anche perché ti ho spiegato all'interno degli scorsi gameplay che ancora non ho capito come appunto impostare l'immagine. Magari ragazzi qualcuno di voi me lo spiega, tipo l'immagine, non lo so, della videocamera, della webcam, però ancora, come dire, non l'ho tenuto necessaria una cosa del genere. Puoi ascoltare anche nel video precedente a questo il motivo preciso per cui non ho fatto gameplay con la webcam. Ma poi SimCity per adesso non ho come dire molta voglia di continuare SimCity, perché sono molto più concentrato in altri game. Vediamo un pochettino se possiamo parcheggiare. Calma, benissimo. E quindi SimCity credo che non lo continuerò, però per quanto riguarda i vlog credo che per adesso ancora non ne farò. Mentre vediamo di prendere qualche altra domanda ragazzi prima che finisce il viaggio. Allora, quando carichi Formula 1 2013 di Cummari Vicenzo? Attenzione, vediamo di entrare immediatamente. Gira a destra per andare a sinistra, noi dobbiamo girare a sinistra per andare a destra. Ok, quando carichi Formula 1 2013 e anche Spiker Bridge, quando hai iniziato con Shogun 2, pensavi di avere tutto questo successo? Continua che stai facendo un buonissimo lavoro. Allora, la prima domanda del nostro Cummari. Allora, quando carichi Formula 1 2013, il Gran Premio di Silverstone ragazzi lo credevo un Gran Premio abbastanza semplice, però mi sta dando del filo da torcere. L'assetto l'ho quasi trovato, però non mi dà soddisfazioni molto prestazionali, sono sempre intorno al 12° posto, 10° posto. Nel secondo settore ci sono curve molto veloci, se voi lo ricordate a memoria il Gran Premio di Silverstone è molto difficile a livello ovviamente di curve, prestazioni della macchina, e quindi ancora non ho trovato l'assetto giusto per il podio che voglio ottenere, se lo voglio ottenere. Comunque credo che se non riuscirò a ottenere una prestazione adatta, perché il tempo lo riesco a fare, però il problema è che non riesco ad ottenerlo molto competitivo. Se non riesco a fare ovviamente questo tempo, ovviamente nella maniera migliore, pazienza, vedremo di accontentarci e vedremo poi nei prossimi gameplay quello che accadrà. Allora, vediamo un pochettino. Quando hai iniziato con Shogun e pensavi di avere tutto questo successo? Quando ho iniziato con Shogun...
eccoci qua, pronti per il parcheggio, ce l'abbiamo fatta, ottimo lavoro, grandi. Quando ho iniziato con Shogun, bene, ho iniziato con Shogun credo 2 anni fa, ma no, veramente no, non mi aspettavo di avere tutto questo successo, perché davvero io credevo solo di fare gameplay così, dei tutorial per quanto riguarda battaglie, cose del genere. Poi più avanti si sono accavallati tanti eventi ovviamente che mi hanno portato a fare anche altri giochi, quindi no, non mi aspettavo una cosa del genere, però ne sono molto contento. L'ultima domanda, Luca Iccardi, per gli altri andremo ovviamente nel prossimo gameplay. Ok, ho capito, perché Edward Van Helgen, per lo stesso motivo, per questo stima per la Williams, farai qualche altro versus con il Comenda veneziano, continuerai SimCity. Allora, per quanto riguarda Van Helgen, te l'ho spiegato, viene il nome da un gioco, un'avventura grafica. Perché questa stima per la Williams? Mi piace la Williams perché tanto tempo fa montava il motore BMW, quando correvano ancora, non mi ricordo, mi sembra Ralf Schumacher, sì, mi sembra era quello il periodo. Appunto, farai qualche versus con il Comenda veneziano, magari sì, tra qualche mese forse vediamo un pochettino di fare qualche altra bella gara su Formula 1. Continuare SimCity, come ti ho detto, ancora non credo di continuarlo, perché sono ovviamente intrigato con altri game, e 2 giochi che mi stanno davvero appassionando sono Watch Dogs, adesso l'ho rivisto ragazzi, ho visto che è un gioco che potrebbe essere interessante, e Thief, un gioco non mi ricordo chi appunto lo sta creando. Comunque a febbraio escono entrambi e credo di prenderli entrambi per continuare 2 nuove serie, iniziare 2 nuove serie, per poi ovviamente attendere il periodo estivo con altri giochi che sicuramente saranno in uscita. Bene, mi dispiace di non aver risposto a tutte le domande, comunque l'offerta di lavoro era quella, ragazzi. Avete visto che dalla Francia alla Svizzera c'era questo come viaggio più lungo, mentre la prossima volta diamo un'occhiata al tragitto più lungo. Quanto ci sarà di tragitto? 547 km come viaggio più lungo, trattori addirittura in Italia, 400, sì, abbiamo davvero tanti viaggi da poter fare. Quindi ragazzi, fatemi sapere se volete ancora vedere questi gameplay di Euro Truck Simulator 2, a me fa tanto piacere farvi vedere quindi questo ambito. Purtroppo ogni tanto ci sono attimi di lag, però probabilmente dovuto al game, non so probabilmente come mai, non so perché. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Se avete altre domande postatele, io vedrò di fare un sunto di tutte le domande che leggo e le raccolgo sempre all'interno dello stesso foglio. Quindi se avete altre domande, se avete altri pareri, anche commenti su questo gameplay, sugli altri, comunque scrivete un po' quello che quello che pensate al di sotto di questo gameplay, e fatemi sapere soprattutto se volete vedere altri gameplay di questa serie. Vi annuncio che la serie di Runway a Road Adventure è andata a buon fine, ho atteso quasi una settimana prima di postare l'altro gameplay, quindi credo che domani o dopodomani arriverà come dire, il prossimo gameplay di Runway, ovvero la prossima parte della nostra storia, visto che vi è piaciuto, e quindi continueremo. Allora fatemi sapere che cosa ne pensate e ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!